che ringraziamo molto per essere qui oggi con noi. Stiamo parlando di Luigi Tabarini, personaggio conosciuto qui da sempre, vivente in questa zona, che conosce molto bene il nostro territorio, e stiamo parlando di Viviana Trentin, che vive invece a Brenna e che avrebbe voluto essere qui con noi oggi. L'ha lasciato scritto anche in un bel post che ho letto appena poco fa sui social, ma purtroppo la zona dove vive è stata dichiarata zona rossa per Covid e quindi non ha potuto spostarsi e raggiungerci. E io immagino, conoscendola, il grande dispiacere di Viviana di non essere potuta essere presente qui oggi a vedere la concretizzazione di un progetto, di un lavoro di cui lei, e non me ne vogliono i due autori, è sicuramente il fulcro, l'anima, l'idea da cui tutto è partito. In casa volevo ringraziare innanzitutto il Comune di Vittorio Veneto che ha patrocinato questo evento. Volevo ringraziare Alberto De Bastiani che ci ha dato l'ospitalità in questo bel posto ed è stato gentilissimo, l'ho conosciuto per questa occasione, è una persona disponibilissima. Vorrei ringraziare naturalmente Antonello Liana che ha scritto, si è offerta di scrivere la prefazione di questo libro e che ha sposato, diciamo, questo progetto artistico, e il coautore Roberto Capaccio che è venuto da Valle Crose, che è vicino a Ventimiglia, assessore alla cultura e comandante dei vigili, quindi possiamo stare tranquilli, spero. E niente, e dopo vorrei ringraziare soprattutto voi, perché vi vedo soprattutto tanti amici che di diversa estrazione, diciamo, come posso dire, di conoscenze, di diversa estrazione che normalmente non riesco a radunare in questo modo così tanti, forse è il funerale mio, ma spero che... vedo che c'è anche mia moglie, e quindi è già che di solito non viene mai, perché vado sempre per osterie e bar, quindi è così. Adesso volevo presentarvi Gaia che ci darà una lettura. Prova. Ma guarda un po' cos'era saltato fuori dal fondo del cassetto. Erano anni che non guardava là dentro, ma ora si ricordava di quel disegno. Era lui, un po' buffo, con la cresta, ma lui. A quel tempo si usavano i capelli così. Adesso si sarebbe vergognato non poco, non si sarebbe bruciato così a cannellare. Quanti ricordi affioravano. Si sentiva sempre un ragazzino, anche se aveva da poco superato i 50, era realizzato professionalmente, sicuro di sé. Ma l'improvvisa scoperta del disegno aveva svelato il suo viso di sorpresa e di un malcelato rimpianto per un tempo che, come diceva sempre, ormai non c'era più. Gli era morta la madre da poco. Era andato nella casa di famiglia in Riviera dove era cresciuto per riordinare un po' le carte, eppure forse i suoi ricordi. Sensibilità verso le sue amiche e compagne di scuola. E qualche amore era sfumato, quasi sempre, per colpa di coetanei più intraprendenti. Sogno quando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Vida en aquel momento solo me pareció y desapareció. Ya no te veo, ya no te deseo.
anche di Roberto, anzi volevo invitarlo a dire due parole anche lui. Intanto volevo dirvi che la canzone di prima, che era Sweet Dreams, praticamente che i sogni dolci sono fatti di questo. Ho viaggiato il mondo, i 7 mari, e sono alla ricerca di qualcosa. Probabilmente oltre alla richiesta che ha fatto Viviana c'è anche una ricerca da parte di ognuno di noi di fare qualcosa in più, e penso che sia il motivo più bello per vivere, quello di cercare sempre di inventarsi qualcosa, di aprirsi, di viaggiare, eccetera. E Roberto appunto l'ho conosciuto in quell'occasione là e poi sono andato a trovarlo in un paio di occasioni ed è una persona piacevolissima, anche se non sembra. Scherzo. No, è piacevolissima ed è anche affascinante stare con lui, passare del tempo con lui, perché mi ricordo che mi ha raccontato tutta la storia di Monte Carlo, delle famiglie, del Regno di Genova, della famiglia Grimaldi, dei Doria. Lui sa qualsiasi cosa di tutta la zona che va da Genova fino a Nizza, eccetera. Per cui ha un bagaglio culturale immenso, non come il mio, e quindi è una persona molto piacevole da stare insieme. E volevo, non so, sentire da lui, al di là della richiesta di Viviana, come si è sentito di fronte a questo libro, già la possibilità di scrivere questi racconti, perché se da parte mia c'è stato più un interesse verso la parte sentimentale della storia, ha scritto più lui di Vino di quanto abbia scritto io. Di far intrecciare i personaggi dei miei racconti con i suoi. Una cosa a cui io ero reticente andando avanti con i racconti, e lui magari mi metteva sempre la pulce per poterlo fare e io rimandavo sempre, finché appunto in il 7° racconto, se non sbaglio, si sono incontrati questi personaggi e da lì ne è scaturito anche un fatto un po' particolare, perché questo già progetto letterario, come si vuole chiamare, fatto con dei racconti di uno e dell'altro in cui i personaggi si incontrano, a un certo punto mi dava fastidio che lui parlasse dei miei personaggi pensando come è il suo pensiero, giustamente. E a me stava un po' sulle palle, comunque scusi. Ritiro. Avete altri sinonimi. Comunque no, c'è questo aspetto un po' particolare, perché se ci si pensa, se tu crei dei personaggi e li caratterizzi in un modo, poi l'altro magari ne fa delle sfumature, eccetera, che io non le pensavo, e quindi c'è questo aspetto che è curioso, direi, no? Adesso vuoi il microfono, te lo do. Sì, perché spesso i personaggi sono un po' autobiografici, non tanto, non tantissimo, qualche aspetto autobiografico c'è, ad esempio quella che vi dicevo prima del 97, Patrimonio Monumento UNESCO 5 Terre, a me è capitato, ero io che ero al ristorante da solo con una persona ovviamente e si è presentata alla commissione lì, fuori stagione, ha detto ma chi sono, no? Il ristoratore disse che la commissione UNESCO, mi raccomando, come se fossi, non so, uno scimmione che facesse che saltasse sul tavolo, ma sono un po' autobiografici, ma non è tanto la parte di autobiografia che dà fastidio se l'altro ti tocca, è perché diventano figli i personaggi. Allora, puoi parlare male di me, ma non di miei figli. E quindi parlare, andare, però era necessario per stimolo farlo. E non si trovava altra forma, un po' sollecitati da Viviana che ha fatto un po' da regista, no? Quindi ci ha anche stimolato non solo. L'animo interiore è sensibile al sonno della natura e si sa che fra le persone quando dormono non c'è molta differenza. Questo pensiero filosofico che suo marito Luca aveva espresso con un po' di vanto quella sera durante la frugale cena
Era ritornato alla mente di Sofia mentre stava stirando e in sottofondo aveva messo un vinile di musica classica. Luca amava riflettere e soprattutto gli piaceva circoscrivere quei pensieri in concetti e anche se non avevano sempre un fondo di verità, cercava di darne dei significati logici e condivisibili. Sofia di solito non ci badava molto, però tra una maglietta e un paio di mutande da piegare un cenno di sorriso le era comparso sul viso e si chiedeva che cosa avesse voluto dire Luca. Pensava che in fondo fosse un buon ragazzo, voleva bene e si faceva volere bene e di fatto riscuoteva simpatia un po' da tutti per la sua affabilità, autoironia e in fondo semplicità. A suo marito piaceva mettere a loro agio le persone e non pensava al proprio tornaconto. Forse erano proprio queste caratteristiche che l'avevano fatta innamorare qualche anno prima, oltre al fatto che anche lui era come lei, uno spirito libero. La differenza tra loro consisteva nel fatto che Sofia aveva dovuto rinunciare a quella libertà per via della famiglia e lui non se ne rendeva conto. Ma tra qualche mese il piccolo Giuseppe avrebbe avuto un fratellino o una sorellina per cui era meglio, per il momento, non pensare troppo a tutto ciò. In alcuni casi c'era anche il disegno appunto che metteva un po' in difficoltà, perché a me una volta mi ha presentato un violoncellista, il ritratto di un violoncellista, e non sapevo veramente come inserirlo, quindi c'è anche questo aspetto un po' che devi improvvisare. E poi per quanto riguarda la parte autobiografica, diciamo, non so, qualcuno di voi l'avrà letto, magari può cogliere degli aspetti sicuramente che mi appartengono, ma c'è da dire, io ho fatto un racconto ambientato a Chicago, però non sono mai stato a Chicago, quindi chiaramente delle ambientazioni fatte sono un po' immaginarie, creative, frutto di un po' della fantasia, e anche questo è un aspetto da sottolineare.